Quasi tutto pronto per la terza corsa del pomeriggio dall'Arcoveggio, una prova per cavalli di 3 anni, cavalli ancora abbastanza inespressi. Il netto favorito è Fatù di Poggio con Alessandro Gocciadoro in salchi, sgambatura decisamente negativa per questo qualitativo allievo della Dreamcatcher di Nikola Jokic. Vediamo se Alessandro Gocciadoro avrà risolto i problemi meccanici. Sicuramente ha tolto tutto, via i ripari, corre praticamente nudo, Fatù di Poggio. E l'autostart inizia a raccogliere i concorrenti. All'1 Frank Ban, Andrea Vitagliano, 2 Furia Buia, Font, Marco Stefani, 3 Fatù di Poggio, Alessandro Gocciadoro, 4 Fanny Gaitici, Salvatore Valentino, 5 Furia SM, Carmine Piscuoglio, 6 Flash Call, Enrico Bellei, in seconda fila 7 Fonzi ed altri, Maurizio Cheli, 8 Fackelfin, Giorgio Cassani, 9 Fabric Club, Lorenzo Baldi, 10 Fantasy Black, Andrea Farolfi. L'autostart inizia a prendere velocità, parte con molta cautela Furia SM e si parte con veloce Furia Buia Font che prende l'iniziativa, a largo Fatù di Poggio e poi Fanny Gai TC. Dal largo cerca posizione Flash Call, poi Fantasy Black, galoppa Fabric Club. All'imbocco della prima piegata, anzi al termine della prima piegata, Furia Buia Font guida il gruppo con 15,1 per i primi 200 metri. In vantaggio Furia Buia Font nei confronti di Fatù di Poggio. Poi in terza posizione Fackelfin che precede in corda Flash Call, quindi l'errore di Fanny Gai TC, sbaglia anche Flash Call, poi Fantasy Black e quindi numero Furia 6 SM. Flash Call squalificato. Se ne vanno 600 numero metri 4, di corsa. Fanny Gai TC squalificato. In 46,3 con all'avanguardia Furia Buia Font che guida nei confronti di Fatù di Poggio, quale prova a muovere al suo esterno quando siamo al completamento dei primi 800 metri passati in 1,1. Fatù di Poggio che va all'attacco di Furia Buia Font, poi Fantasy Black che cerca di scavalcare Fackelfin, gli altri molto più indietro. Quando siamo al completamento del primo chilometro, Furia Buia lo passa in 1,16. Furia Buia in vantaggio, all'esterno c'è Fatù di Poggio, poi Fantasy Black, quindi Fackelfin, insiste Fatù di Poggio all'attacco di Furia Buia che continua a difendersi al comando a 400 metri dalla conclusione, 14,5 la retta di là, è in vantaggio Furia Buia Font nei confronti di Fatù di Poggio che sembra perdere ora la migliore azione e Furia Buia guadagna margine. In terza posizione c'è Fantasy Black all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Furia Buia Font in netta evidenza nei confronti di Fatù di Poggio e di Fantasy Black. Nel finale Furia Buia Font si allunga e viene a vincere netta. Al secondo posto è Fantasy Black che sul palo piega Fatù di Poggio. 2 minuti e 3 decimi, si va intorno all'1,15, la vittoria di Furia Buia Font, Marco Stefani in salchi per il training di Mauro Baroncini, i colori di Marco Castaldo, la vittoria del figlio di Spartan Kronos, fratellastro del campionissimo Dimitri Ferm che alla terza corsa in carriera ottiene il primo successo, misura intorno ai 2 minuti. Per la vittoria di Furia Buia Font Marco Stefani, al secondo è Fantasy Black, al terzo Fatù di Poggio.